Bentornati in un aggiornamento con le previsioni meteo. Una perturbazione ha interessato nel corso di questi giorni l'Italia, portando quantitativi di piogge eccezionali anche con delle alluvioni segnalate anche sulla Romagna, delle esondazioni fin sulla punta della penisola, condizioni che apporteranno della stabilità del tempo per l'estensione del campo anticiclonico, che manterrà comunque temperature ancora fresche per il periodo, e un ciclone sui Balcani che si allontanerà dall'Italia portando comunque dei residui piovaschi sulle zone adriatiche e al sud Italia. Al nord avremo più schiarite, comunque ancora con possibilità di piovaschi all'alba sul Veneto e sulla Romagna, tuttavia con possibile ripresa dei fenomeni sulla fascia prealpina lombardo-veneta nella sera. Al centro ampie schiarite sulle regioni tirreniche, salvo degli addensamenti e qualche piovasco nel pomeriggio sulle zone interne di Toscana e Lazio, e della instabilità con rovesci intermittenti frequenti sulle zone dell'Abruzzo nel pomeriggio e nella serata, e al mattino ancora sulle Marche. Al sud proseguirà della instabilità sulle regioni tirreniche peninsulari, in estensione nel pomeriggio alla Puglia, con nuova formazione di rovesci nella Calabria tirrenica e nella Sicilia settentrionale, ma ricordiamo la Sicilia e la Sardegna sono le due isole meno esposte. Domenica sarà una giornata nel complesso più stabile sulle regioni del centro-sud per la rimonta di un campo anticiclonico di matrice subtropicale che farà innalzare le temperature soprattutto a partire da inizio settimana, ma domenica sarà nel complesso più nuvoloso sulle regioni del nord, aumenterà la nuvolosità per l'arrivo di correnti più umide e instabili a causa di un ciclone situato sul nord Atlantico. Sarà inizialmente soleggiato ma con nuvolosità in aumento a partire da nord-ovest, con cielo nel complesso parzialmente nuvoloso quasi dappertutto, soprattutto al nord-ovest, schiarite più ampie invece al nord-est. Al centro possibilità di deboli piogge sulle aree settentrionali della Toscana, invece al sud avremo della variabilità solo sulla Calabria tirrenica per possibilità di piovaschi, altrove sarà nel complesso soleggiato con qualche sottile velatura di passaggio. Si estende quindi il campo anticiclonico di matrice subtropicale a partire dalla giornata di lunedì. Per il continuo spostamento del ciclone la mitigazione sarà dai quadranti sud-occidentali e porterà l'ingresso di correnti umide verso il nord Italia e di conseguenza provocherà la formazione di primi piovaschi sulle regioni della Liguria, tutto quanto il nord-ovest, sulla Lombardia e su ovest della Emilia fin sulla Toscana, con possibilità di piovaschi su tali zone. Sul resto d'Italia prevarrà comunque una stabilizzazione del tempo, pur con un anticiclone debole con poche velature, ma questa fase di nuvolosità in aumento provocherà, ricordiamo, all'arrivo della forte perturbazione attesa nella giornata di martedì per tale posizionamento del ciclone e soprattutto un rialzo delle temperature lunedì sulle regioni meridionali. Segnaliamo già valori oltre i 28 gradi sulle due isole maggiori e sulla Puglia, che sarà più evidente soprattutto dalla giornata di martedì, quando sarà la volta della perturbazione più organizzata in arrivo dall'Atlantico. Peggioramento ovviamente sulle regioni settentrionali, ma fin sul medio alto Tirreno, pensate, per la formazione di un fronte temporalesco molto esteso che, seppur rapido, sarà in azione già dalla mattinata e si estenderà tra il pomeriggio e la serata fin sulle regioni del Triveneto, e colpite soprattutto saranno le Prealpi, le alte pianure e tutta quanta la Liguria e la Toscana, poi ovviamente il resto delle zone tirreniche fin sul Lazio entro la serata. Un peggioramento che vedrà invece più riparate le regioni adriatiche, seppur con qualche rovescio sporadico sulla Romagna e sulle Marche, comunque meno colpite. Invece il caldo anomalo resisterà al centro-sud con tempo nel complesso più soleggiato, tra qualche velatura, e nel complesso con temperature anche fino a 30-31 gradi, valori tipicamente estivi per la risalita del promotore anticiclonico africano, e segnaliamo appunto il rischio di forti nubifragi sulle aree in rosso, un avviso che emettiamo già da parte di tutti i centri di calcolo, perché vedono una tendenza molto dinamica e preoccupante per quanto riguarda le regioni settentrionali e sul medio alto Adriatico, per il rischio di forti precipitazioni e quindi di nubifragi. Attenzione quindi va soprattutto alle regioni del nord-ovest e sulla Liguria, sulla Toscana, ma poi su tutto quanto il medio alto Adriatico e al nord-est, per forti precipitazioni temporalesche, ricordiamo, visti i contrasti di due masse d'aria differenti, quella calda africana con quella fresca atlantica. Vi daremo comunque gli aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni, seguiteci sempre per non perdere i prossimi contenuti.